Si è svolta ieri presso la sede di Forza Italia ad Agrigento la prima conferenza stampa e la presentazione dei candidati che comporranno la lista per le elezioni delle regionali del prossimo 25 settembre. Oltre al vice coordinatore regionale del partito, onorevole Riccardo Gallo, candidato alle regionali e presente nel listino a sostegno del candidato presidente Renato Schifani, sono intervenuti l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, candidata alle regionali e alla Camera dei Deputati, e i candidati alle elezioni regionali, dottor Renzo Fontana, Alessandra Fiaccabrino, Luigi Salvaggio, Antonio Vincenti e l'assessore regionale agli enti locali Marco Zambuto. Onorevole Gallo, lei ha preparato una lista forte, competitiva, tra l'altro inserito nel listino. Quale obiettivo pensa di raggiungere? Mi auguro di fare la prima lista nella provincia di Agrigento. Abbiamo la fortuna di avere per la prima volta il presidente della regione che è di Forza Italia. Spero e sono sicuro che daremo le risposte dovute per la nostra provincia. La lista è stata fatta con persone che dall'inizio, senza sapere che ci fosse stato il listino, sono venuti in questo progetto, e spero che questo progetto possa essere veramente di grande significato politico ed elettorale. Schifani porterà avanti sicuramente un valore aggiunto a tutta la coalizione del centrodestra. Sì, per la sua esperienza, perché è stato, come sapete, Presidente del Senato, una persona di tanta capacità, è un saggio, una persona che realmente sarà totalmente a disposizione della Sicilia. Questo è il suo compito e abbiamo tanta fiducia su di lui. La Rocca Ruvolo, per lei un impegno doppiamente gravoso, candidatura per le elezioni regionali ma anche alla Camera. Sì, per questo devo dire, voglio ringraziare innanzitutto l'amico, collega, ma amico fraterno Riccardo Gallo, che in una sua, diciamo, estemporanea generosità ha detto vai tu alle nazionali, mi ha chiamato la sera alle 23 per preparare i documenti per questa candidatura. Abbiamo, devo dire, come squadra, e questa è la cosa che voglio sottolineare oggi, abbiamo ottenuto un grande risultato per questa provincia, per questo territorio, per gli agrigentini. Una candidatura alle nazionali, un listino, e sicuramente consentirà a questa lista di poter fare scattare 2 deputati all'Assemblea regionale siciliana. Io credo che questo sia stato un lavoro che in questi anni abbiamo fatto insieme a Riccardo, all'amico Marco Zambuto, alla squadra che c'è stata, a cui si sono uniti gli altri, diciamo così, strada facendo. Quindi io penso che per gli amici agrigentini, per Forza Italia, per quello che questo partito rappresenta come forza moderata, io credo che Agrigento oggi abbia all'attivo una squadra pronta a partire, intanto per fare una bella campagna elettorale dove dobbiamo parlare di programmi e non possiamo parlare di responsabilità, se ce ne sono stati, di governi passati, a noi poco importa. La gente valuterà il lavoro che è stato fatto, ma soprattutto agli agrigentini, ai siciliani serve sapere cosa vogliamo fare per loro, sia se andiamo alle nazionali sia se restiamo a Palermo. Quindi io credo che questo sia l'obiettivo della campagna elettorale, che è iniziata per noi già da qualche giorno. Uno dei punti fondamentali è lavorare, per quanto mi riguarda, per la sanità, perché molte cose non sono state fatte, vanno ribadite, sottolineate, bisogna trovare dei risultati. La fortuna, la gioia, la contentezza oggi è di avere un candidato alla presidenza della regione, un uomo moderato come il senatore Schifani, un uomo di centro. Questo sicuramente consentirà anche a Forza Italia, in questo caso, di poter lavorare in sinergia con Palermo e con quello che sarà il risultato della campagna elettorale. Il secondo punto, io credo che sia ancora una volta, per quanto riguarda attenzionare bene i fondi del PNRR. Noi, e io lo dico da Presidente della Commissione Salute, in Commissione Salute sono passati 2 punti fondamentali. Uno è la rete ospedaliera, e questa Presidente ha fatto il massimo perché la provincia di Agrigento avesse dalla rete ospedaliera quello che serve per una sanità equa, giusta e all'altezza delle richieste dei cittadini. Dall'altro lato, l'altro elemento importante che è passato dalla Commissione è la rete del PNRR, parlando di sanità. Allora dobbiamo ora vigilare a che le case della salute, gli ospedali di comunità abbiano quello che è stato, diciamo così, definito nella rete. Quindi bisogna attenzionare tutto questo, il lavoro è tantissimo, però siamo sicuri di farcela e di lavorare insieme. L'altro elemento, e non lo so se vogliono dirlo gli altri colleghi, sicuramente il turismo e l'agricoltura sono gli altri 2 punti. Io vengo da una zona preeminentemente
prevalentemente agricola, e questo è anche qui i fondi del PNRR hanno aiutato e continuano ad aiutare in questo senso. Dobbiamo lavorare tutti insieme per il raggiungimento di risultati che abbiano proprio una ricaduta sul territorio. Onorevole Fontana, si ritorna in campo su Forza Italia, insomma? Sì, si ritorna e devo dire grazie anche agli inviti che ho ricevuto dai vertici del partito, da Gianfranco Miccichè al presidente Schifani e all'onorevole Riccardo Gallo e all'onorevole La Rocca Ruvolo. Mi hanno invitato a ritornare in campo, a scendere in campo, anche perché ritengo che in questo momento particolarmente delicato sia necessario l'apporto di chi ha anche esperienza, competenza, quindi può dare anche un contributo a quelle che sono le emergenze che in questo momento stiamo vivendo, emergenze particolarmente difficili da affrontare, e poi le risorse anche del PNRR che avranno una ricaduta notevole se utilizzate al meglio. Quindi è un ritorno per me nella casa dove sono stato per 20 anni e quindi sono particolarmente contento di questa scelta, è una scelta che convinta, e quindi farò questa campagna elettorale con grande entusiasmo e inizio da questa sera proprio incontrando i giovani, perché voglio partire proprio da loro, da un incontro con loro, perché io giovane non sono, ma voglio capire meglio quali possono essere i loro problemi, i suggerimenti che mi potranno dare, perché farò tesoro dei loro suggerimenti, farò tesoro di quello che loro mi diranno per migliorare le prospettive dei giovani che non devono più andare via da questa terra, ma che devono restare qui, devono restare nella terra dove sono nati, dove sono cresciuti, dove sono formati, per avere appunto migliori prospettive e quindi grandi possibilità anche di lavoro. Con quale spirito affronta questa campagna elettorale? Il mio spirito è semplicemente quello di diventare strumento per la collettività della provincia di Agrigento e fare veramente qualcosa di fattivo e utile per i miei concittadini e per il resto della provincia. Ecco, parliamo del suo lavoro, come si impegnerà, come metterà a frutto la sua esperienza tecnica. Io cercherò di essere proprio un tecnico della politica al fine di trovare le giuste soluzioni per ogni problema che spero si creerà e che avrò le capacità tecniche per poterlo fare, e ad ogni modo cercherò quei consigli che mi permetteranno di realizzare quel problema che si è creato. Innanzitutto ringrazio l'onorevole Riccardo Gallo per avermi dato la possibilità di candidarmi nella lista di Forza Italia. Sono consigliere comunale dal 2006 a Canicattì e questa volta ho deciso di scendere in campo per rappresentare la mia provincia, Agrigento, perché ritengo che ci siano le risorse necessarie per sfruttarle e per portare Agrigento finalmente in una posizione di rilievo in questa nostra regione. Noi abbiamo tante possibilità e le dobbiamo sfruttare. Ma guardi, io innanzitutto per me è un grande ritorno, perché la mia prima candidatura negli anni 90 è stata proprio con Forza Italia. Non mi sono mai allontanato da quest'area di centrodestra e adesso anche spinto, diciamo, dai tanti amici a intraprendere questa grande avventura, anche con l'aiuto del nostro deputato regionale, e affrontiamo questa campagna elettorale con tanto stimolo e tanta voglia di fare, assolutamente sì. Una lista forte, Forza Italia, lei tra l'altro lo rappresenta istituzionalmente alla Regione come assessore regionale, c'è pure il Presidente Schifani, insomma una combinazione vincente per il centrodestra? Assolutamente sì, il centrodestra si presenta in maniera compatta alla regione siciliana, quindi per riuscire a governare con una squadra di governo e con una presenza parlamentare importante, Forza Italia presenta in tutte le province della nostra isola liste molto competitive, così come ad Agrigento una lista fortissima, competitiva, per rappresentare al meglio il territorio della provincia di Agrigento.